E per finire, oggi 23 marzo 2023, siamo a 2 giorni dal 21 marzo, che è la festa internazionale della poesia che noi abbiamo sempre e comunque onorato nella città di Avola con una manifestazione che chiamavamo fino a 2 anni fa, eccetera eccetera, con poi i problemi del Covid, i problemi della pandemia hanno creato complicazioni. Dalle 8 alle 8, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, attraverso il territorio della città di Avola, che era il territorio urbano o extraurbano, noi recitavamo, interpretavamo delle poesie. Ora non può passare questo 21 marzo del 2023, è già passato, ma noi lo onoriamo oggi 23 che abbiamo potuto riunirci finalmente con una giornata di sole, sì, con un po' di vento. Siamo stati coraggiosi oggi a sedersi nel salotto. Per Mariano Caldarella, che è venuto dalla Polonia per noi, col piacere da Varsavia, per stare con noi, no, è una giornata bellissima perché lì il sole azzurro, non so se tu lo vedi il sole azzurro a Varsavia? Si vede, ma raramente. Il sole e il cielo azzurro. Il cielo, scusa, il cielo azzurro, non il sole. E allora Mariano, fra l'altro, come abbiamo visto poco fa, con la sua Vespa, che ancora ha la targa la fascia del Giro del Peloponneso, che è stato il giro all'estero che abbiamo organizzato come Vespa Club Avola ad agosto del 2022. Ci ha portato la Vespa, quindi la Vespa è sempre presente, come è presente Salvatore Pignato, vespista, e anche Orazio Dell'Alba questa mattina, no? Ma andiamo alla poesia, vediamo di trovarla, anzi prima. E allora, la poesia è una bellissima dedica che Edoardo De Filippo fa alla moglie Isabella e dicendole: sai, quando non ci sarò più, guarda bene, perché in tanti segni io mi paleserò e tu mi troverai. Questo è quello che dice a Isabella. La poesia si intitola Sto qua. Sto qua, Isabella, sto qua. Che c'è? Non mi vedi? Già, non puoi vedermi, ma sto qua. Sono in mezzo ai libri, tra le carte antiche, dentro ai cassetti del comò. Mi trovi quando il sole entra di sguincio, si intrufola di taglio e fa brillare queste cornici dorate, d'argento grandi e piccoline di legno pregiato. Acero, noce, palissandro, mogano, sembrano finestrini e finestrelle aperte sul mondo. Mi trovi quando il sole si fa rosso, prima che tramonti, dipingendo d'oro i rami degli alberi e si infila tra le foglie per farsi guardare. Altrimenti mi potrai trovare quando è notte in cucina per cercare qualcosa da mangiare, un pezzetto di formaggio, un'insalata, quel poco che ti sostiene lo stomaco, e poi te ne vai a letto. Prima della luce dell'alba poi mi trovi alla scrivania, con la penna tra le dita e gli occhi al cielo, pensando a ciò che ti ho raccontato e non ho scritto. E chissà se non sia stato un bene che questi pensieri si siano persi, distratti e stanchi di essere pensati, che volteggiano nell'aria insieme a me. E se guardi lassù, può succedere che se ci sono le nuvole mi trovi. Il vento straccia le nuvole e così come viene, puoi trovare certi occhi che ti guardano. Sotto una fronte larga, larga e lunga, e 2 solchi lungo il viso, sì, li puoi trovare. Edoardo De Filippo.